It got dark on your mark. Fare soggezione, rifondare chi dice di sapere di più. D'accordo col ministro Treu, gli esponenti della Confindustria sostengono che per l'Italia l'esigenza di rendere più flessibile il mercato del lavoro, già accolta nell'intesa di luglio 93 e ribadita nel patto del settembre 96, riveste carattere di assoluta priorità. Si tratta però di un concetto che, pur riecheggiando con insistenza nel linguaggio comune, in realtà incontra ostacoli duri a morire, ispirati a vecchie logiche garantiste nei confronti della forza lavoro, che relegano il nostro paese in una posizione di ritardo culturale incompatibile con l'era della globalizzazione e con il maggior grado di mobilità che essa impone per creare un clima favorevole agli investimenti. Flessibilità, mobilità, l'accento sulla A ma si legge schiavitù. lavoro interinale, lavoro in affitto, Toglieteci il salario, tenetevi il profitto. Il ministro Treu ha sostenuto che in questi mesi di attività di governo è stato avviato un processo di riforma del mercato del lavoro che consentirà di liberare energie e rafforzare l'efficienza complessiva del sistema produttivo italiano. Attraverso l'approvazione in Parlamento della legge in materia di promozione dell'occupazione sono stati introdotti istituti nuovi come il lavoro interinale e rafforzati altri già esistenti: apprendistato, contratti di formazione lavoro, stage. competitività, solidarietà, Sono l'uno opposta all'altra ma facciamo finta. l'azienda Italia va, Noi altri non si sa, se provi a lamentarti sei estremista. E il ministro del lavoro cosa fa? Legge volantini per la Confindustria, quella che un tempo era una gabbia salariale, oggi è un altro nome per non farci spaventare. Ministro del lavoro noi l'abbiamo già capito, scordiamoci il salario minimo garantito e disincentivante per il lavoro nero, diritti manco l'ombra ma già vedo il futuro. flessibilità, mobilità, L'accento sulla A ma si legge schiavitù. Lavoro interinale in affitto, toglieteci il salario, tenetevi il profitto. Rifletti e ci rifletti, a loro non gli basta mai ridurre i costi a zero, non pagare gli operai. Collaborazione tra datori e dipendenti, a noi l'alienazione, a loro i dividendi. Liberalizziamo gli uffici di collocamento, promuoviamo i caporali di Caserta e Benevento. E per l'inserimento nel mercato globale legalizzare pure il lavoro infantile. l'azienda Italia va, Noi altri non si sa, se provi a lamentarti sei estremista. l'azienda Italia va, Noi altri non si sa, se provi a lamentarti sei estremista. 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 Estremista.